una nuova stagione, la proposizione di un percorso che possiamo definire multisensoriale, è un'esperienza tra agricoltura, profumi. Ci racconti un po' come nasce questa idea e quali obiettivi si prefigge? Allora, l'idea nasce dal volere coniugare con un progetto dell'FSE, del Fondo Sociale Europeo, agricoltura e area sociale, tant'è che si chiama agricoltura proprio sociale. Quindi il progetto vuole mettere insieme, no, una serie di ragazzi e permettergli di fare una bella esperienza all'interno dell'agricoltura. Noi da questo abbiamo iniziato a pensare invece di poter creare degli orti e soprattutto delle vie degli aromi e poter far fare a questi ragazzi un'esperienza all'interno del quale, oltre alla crescita delle piante, possano anche sperimentarsi all'interno del territorio di Agrigento attraverso la vendita e la conoscenza del nostro territorio attraverso l'agricoltura. Abbiamo coinvolto 3 partner del territorio che sono il Comune di Agrigento, che metterà a disposizione proprio la territorialità, cioè la capacità di poter vivere il territorio nella vendita, nel sistemare delle aiuole, del poter pensare anche di fare delle vie degli aromi all'interno dei giardini comunali, e dall'altro lato l'ASP, perché riteniamo che sia un elemento molto importante che ci permetta anche di dare un valore rispetto al concetto di salute come concetto attenzione generale, non in particolare, e che abbia appunto una sensibilità verso anche queste aree che sono particolari, che sono anche a cavallo rispetto ad un'integrazione sociale, perché l'integrazione si fa facendo, cioè apprendendo realmente dall'esperienza. E poi alla fine un istituto comprensivo che sarà l'Anna Frank, dove vogliamo condividere con questi giovani l'esperienza che faremo. Quindi voi mettete insieme tante realtà diverse, che in fondo poi è anche la mission della vostra associazione. Sì, infatti il progetto, questi sono, avevo citato i partner del territorio, e poi abbiamo i partner interni che sono l'associazione Saiava Ollus per l'area sociale, per le competenze laboratoriali eccetera, e per le figure professionali, e poi invece la società Airone SRL del dottore Gianfriddo, che metterà a disposizione il terreno al fine di poter fare questa esperienza. Ovviamente la nostra idea è quella di più che una rete, un'agorà di esperienze, di idee, di pensieri e di interscambi, e questa agorà la vogliamo sperimentare questa sera, avendo messo insieme tutti i partner, e discuteremo ognuno dalla propria idea rispetto a questo progetto. Vogliamo iniziare una comunicazione. Un progetto importante che vede l'Airone protagonista anche in una parte fondamentale, l'utilizzo dell'agricoltura. È un accostamento che finalmente di cui unisce un po' il pubblico, un po' il privato, e li mette insieme in un progetto che vede come parte innovativa, il lavoro della terra, i prodotti della terra, un accostamento dei giovani in un ambiente che lo era in passato importante e vicino ad ogni singola famiglia, che purtroppo per esigenze particolari invece ci è sfuggito di mano. È un progetto di grande importanza, perché comunque riesce a coniugare tanti aspetti sui quali la nostra società ha bisogno di interventi. Abbiamo voluto coniugare parte del bello, coinvolgendo le pubbliche amministrazioni, perché vogliamo prenderci cura anche di quegli ambienti o di quei luoghi lentamente, abbandonati, portando dei fiori o delle piante aromatiche, qualcosa, ripeto, che accosti anche il singolo contributo dell'individuo nel poter anche innaffiare, laddove noi dovessimo decidere di piantare delle piante ornamentali, che se ne avvantaggia tutti. Tutto ciò che è bello è anche nei fiori, tutto ciò che è bello è anche nella natura e anche nei prodotti che la stessa terra ci dà nelle varie stagioni dell'anno. Quindi porteremo i ragazzi man mano a coltivare, a prendersi cura dell'ambiente e di questi luoghi che ci appartengono. Voi metterete la vostra esperienza esattamente come? Noi metteremo la nostra esperienza con il personale qualificato nel mondo dell'agricoltura, ripeto, coinvolgendo i ragazzi sia nella parte appunto della scelta delle piante in relazione al periodo e con l'attività già della piantumazione, quindi della semina, e quindi insegnare loro il periodo della crescita della stessa pianta, il periodo della raccolta del prodotto e, perché no, l'eventuale anche consumo poi successivo verso le famiglie o le famiglie più bisognose, o in qualche modo lo stesso uso
diciamo così, di trasformazione in quello che potrebbe essere un mercato che magari può nascere con la solidarietà. Quindi insomma, parliamo di un mercato, direi, a chilometro zero, con dei ragazzi che si formano e che anche loro cercano di creare il loro spazio di vendita e di autosostentamento dell'agricoltura. In quanto realizzerò dei gruppi di lavoro, si tratta di veri e propri workshop esperienziali in cui l'utente avrà la possibilità di sperimentare, conoscere, osservare i vari percorsi di coltivazione, ma anche di produzione e vendita anche a chilometro zero, non solo di ortaggi che verranno realizzati in questo orto, ma anche un vero percorso di aromaterapia. Tutto questo perché è importante per ricollegarsi a quello che l'utente ha necessità, in quanto non soltanto è nella necessità di integrarsi e evitare l'isolamento sociale, ma anche come una valenza socio-relazionale come cittadino di una città. Ci sarà infatti la possibilità di creare delle zone verdi in cui proprio gli utenti saranno protagonisti attivi nella realizzazione di questi lavori. Ciò darà la possibilità di sentirsi davvero parte integrante di questa città, di avere una funzione appunto sociale, nonché educativa all'ecologia, al rispetto della natura, al rispetto anche degli altri e perché no anche di se stessi. L'ASP all'interno di un progetto che è attento certamente alla creazione di questi orti urbani come momento di partecipazione attiva dei cittadini, di recupero dei più fragili e anche di attenzione alla salute. Ecco, il vostro ruolo è importante, è fondamentale in tutto questo. Sì, noi abbiamo accolto, devo dire, con molto favore la proposta di cooperazione da parte dell'associazione Saieva Onlus e della cooperativa agricola Airone. Sposa proprio i nostri obiettivi, nel senso che l'obiettivo del DSM e dell'ASP è anche quello di prevenire, di curare e soprattutto di riabilitare i disturbi psichiatrici, ma quando dico disturbi psichiatrici in questo caso mi riferisco anche a condizioni di fragilità, alla lieve disabilità intellettiva e anche ai disturbi dello spettro autistico. Proprio di questo si occuperà questo progetto, verranno reclutati un gruppo di giovani adulti, di pazienti con lieve disabilità che nell'ambito di un progetto di agricoltura sociale parteciperanno ad attività in parte laboratoristiche, in parte di tipo agricolo vero e proprio, per cui dal seminare al piantare, all'assistere alla crescita, alla trasformazione del prodotto e persino alla vendita. Questo progetto è estremamente interessante perché ha in sé due momenti importanti. Uno è quello di tipo formativo, dove gli utenti in un primo momento verranno addestrati, supportati da un gruppo di psicologi esperti in tecniche cognitivo-comportamentali, e un secondo momento che è quello terapeutico riabilitativo, con i tempi che sono proprio confacenti con le diagnosi, in questo caso di lieve disabilità o lieve disturbo dello spettro autistico. Se oggi siamo qui lo dobbiamo all'iniziativa dell'associazione Saieva Onlus in collaborazione con la società Airone, dove hanno dato vita al progetto La Via degli Aromi. Un progetto tanto ambizioso che coinvolge il comune di Agrigento, coinvolge la nostra città e soprattutto coinvolge tutti gli agrigentini. Il comune metterà a disposizione i propri spazi esterni, le aiuole, i giardini, dove i ragazzi possono fare questo servizio all'interno di appunto Agrigento. Il comune metterà a disposizione i propri spazi esterni, le aiuole, a servizio dei ragazzi facenti parte dell'iniziativa. In questi giardini sarà possibile coltivare piante, coltivare aromi, creare orti, contribuendo a creare una città bella e ordinata anche dal punto di vista estetico. Oltretutto ciò consente anche di creare degli spazi condivisi e sperimentare la vendita a chilometri zero dei prodotti coltivati appunto dai ragazzi. Questo progetto ha diverse ambizioni, diversi sviluppi, poiché oltre alla bellezza estetica di cui abbiamo parlato, oltre all'utilità, oltre alla sua funzionalità, permette altresì di educare
i nostri ragazzi, i nostri giovani a prendersi cura del bene pubblico, del verde pubblico che rappresenta la parte bella da vivere in una città, e questo non è da sottovalutare, anzi a mio avviso rappresenta una parte essenziale, è un momento di crescita per i ragazzi. La via degli aromi indica la via verso il fare, attraverso le coltivazioni, attraverso la creazione di percorsi pensati ad hoc. Io in qualità di assessore al verde pubblico non posso fare altro che apprezzare questo genere di iniziative rivolte verso la nostra città, iniziativa che serve a migliorare, a decorare, a rendere più fruibili gli spazi di tutta Agrigento.